Storia di un amore in tempo di guerra, un libro che sa di riscatto per la protagonista. E la protagonista è lei, Francesca Morvillo, che grazie a Felice Cavallaro finalmente possiamo dire ha una sua identità. Finora abbiamo sentito parlare di Francesca come la moglie di Giovanni Falcone. Il libro, invece, come scrive Stefania Auci, è un ritratto intenso e commovente di Francesca Morvillo. Francesca è il titolo del libro presentato nell'atrio del seminario di Agrigento, dove con l'autore Felice Cavallaro sono intervenuti il fondatore di Libera Don Luigi Ciotti e il direttore di Avvenire Marco Tarquinio, accolti dal vicario generale Don Giuseppe Cumpo. Il libro diventa un romanzo della vita di Francesca Morvillo e Giovanni Falcone, un romanzo che racconta di un amore in tempo di guerra, appunto, l'odiosa guerra combattuta fino a quel giorno del 1992. Nelle pagine del libro ci sono le tappe principali della loro vita e c'è soprattutto lei, Francesca Morvillo, al centro della scena, come è giusto che sia, e bisogna ringraziare davvero Felice Cavallaro per avere riscattato la sua figura. Cavallaro, lo ricordiamo, 10 anni fa ha ideato la strada degli scrittori e ieri, assieme al Museo Diocesano, ha organizzato l'evento coordinato dalla giornalista Alessandra Turrisi. Con il direttore di Avvenire noi abbiamo parlato di guerra, ma anche di una eventuale crisi di governo in questo momento. Interessante e chiare le sue risposte. Un titolo così diretto, Francesca Morvillo oggi diventa la protagonista principale grazie a Cavallaro, è un riscatto, possiamo dire. Penso di aver colmato una lacuna complessiva, perché tanti di noi hanno sempre ricordato Falcone, Borsellino, le altre vittime di mafia, giustamente, però su Francesca Morvillo non si è mai accesa l'attenzione dovuta e vi assicuro che conoscendo e avendo scandagliato la vita di Francesca Morvillo ho capito che non può essere considerata soltanto la moglie di Giovanni Falcone, che è già una grande cosa, ma lei ha una sua professionalità che mette al servizio dei bambini, dei minori, poi diventa sempre più consapevole e nella vita, nella storia d'amore con Giovanni Falcone si avvicina ai temi forti di questa città dove lo stesso amore viene soffocato da una sequenza inimmaginabile di lutti, di atrocità e lei incamera tutto questo cogliendo il dolore delle donne di Palermo, delle donne della Sicilia, quelle che soffrono, che si ritrovano senza figli, senza mariti e in queste donne spesso rivede l'impossibile orrore che potrebbe provare la madre, la signora Lina, in questo rapporto simbiotico fra madre e figlia ed è il terrore che povera donna Lina provò poi il 23 maggio del 92, finendo i suoi giorni pensando alla sua Francesca. Un'idea piena di affetto, ha detto il fratello il libro. Sì, io ho potuto scrivere questa storia, come dire, entrando nel personaggio di Francesca Morvillo, sia perché l'ho conosciuta da ragazzo, quindi l'ho frequentata, ma non avrei potuto farlo così se non avessi avuto il supporto nel raccontare tanti aneddoti da parte di tanti amici, di tante persone che sono state vicine, che l'hanno conosciuta, ma soprattutto del fratello Alfredo Morvillo e della moglie di Alfredo Morvillo, Anna Gentile, la cognata, che conserva oggi per esempio una spilla che a Francesca fu donata dalla mamma di Emanuela Setti Carraro, cioè la giovane moglie di Carlo Alberto della Chiesa che muore, e la mamma di Emanuela Setti Carraro si ritrova questa spilla come un reperto, come un cimelio, come un ricordo, e decide di donarla a Francesca. È profondo quello che legava Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, raccontato nel libro di Cavallaro. Sì, è un libro che aiuta a vedere il lato umano di persone che consideriamo quasi solo degli eroi, inavvicinabili, inarrivabili, nella loro umanità, nella loro debolezza, nella loro capacità d'amore anche quotidiano e controcorrente.
Credo che sia una lettura bella per come è scritto e utile per come è costruito. Ecco, direttore, pandemia e guerra, quali prove ci attendono? Ci attendono prove dure, perché questa è una guerra che è stata alimentata e viene ancora alimentata con armi e parole e costruendo una separazione dei mondi che rischia di non cambiare in meglio la brutta globalizzazione che abbiamo costruito, ma di romperla semplicemente riprecipitando in una logica della guerra dei blocchi. Venendo qui ho sentito di venti di crisi di governo, direttore, io le chiedo, una crisi adesso cosa comporterebbe? Come tutte le crisi comporterebbe uno sconquasso, anche se in Italia gli sconquassi non sono mai definitivi e in qualche modo una rete di sicurezza intorno al governo si è creata per la secessione parlamentare di una parte dei gruppi del partito di maggioranza relativa, quello che era il partito di maggioranza relativa, il Movimento 5 Stelle, quindi i numeri potrebbero esserci, dovrebbe nascere un Draghi secondo, non sarebbe un bello spettacolo perché dopo la Francia zoppata di Macron, l'Inghilterra che non è più Europa ma è Unione Europea, però è un protagonista della crisi di Boris Johnson, azzoppatissimo, se anche l'Italia si mette a claudicare la dice lunga sulla condizione nella quale ci troviamo. Ecco, recentemente lei ha detto guerra più guerra non fa pace. È così. E ho detto anche che gli eroi sono quelli che non ammazzano, ma quelli che curano, quelli che contraddicono la logica della guerra secondo un'altra logica che non contempla la violenza. La storia di un amore in tempo di guerra è il libro di questa sera, ma la storia di cui si parla è un'altra storia. È una meraviglia questo libro perché ci consegna la storia di una donna che ha profondamente amato un magistrato e un magistrato che si è inventato di tutto per rincorrere questa donna. E allora per la prima volta un grande giornalista ci consegna non il mito del grande magistrato, ma l'umanità, la voglia di amare, di costruire e ci consegna una donna brava, coraggiosa, molto umile. Però riscoprendo un pochettino la vita della Morvillo si scopre che lei prima nel ruolo del magistrato faceva dopo scuola i ragazzi dei quartieri più poveri. Quando è stato magistrato dei minorenni si è battuta proprio anche per difendere e per cercare di inventarsi delle strade alternative ai ragazzi che appartenevano a delle famiglie criminali mafiose. Credo che sia stata lei in questo senso a realizzare già con i suoi provvedimenti, con i suoi interventi, con le sue modalità, quello che oggi chiamiamo liberi di scegliere, cioè un progetto per stanare i ragazzi e per offrire loro altre opportunità. È una storia dove si trova molto umanità, dei bei gesti.